Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, ho seguito con attenzione gli interventi di tutti nella giornata di ieri e nella mattinata di quest'oggi. Questo dibattito, insieme ai fatti di questi giorni, ci consegnano un perimetro della discussione che mi rendo conto essere ben più ampio dei soli aspetti trasportistici. È un perimetro che riguarda questioni profonde, le citava prima l'onorevole Mario Diana, l'agricoltura, le entrate. Rappresentano una nuova piattaforma di contrattazione che deve essere avviata con lo Stato. Io nel mio intervento, e mi perdonerete di questo, cercherò invece di riportare i termini della discussione a quelle che sono le competenze specifiche che ho in capo, che sono quelle trasportistiche, e consentitemi anche, eviterò di andare a ricercare responsabilità, eviterò di andare a cercare meriti, cercherò semplicemente di restituire a questo Consiglio regionale quella che è stata la vicenda vissuta in questi mesi in ordine alla Tirrenia. Anche perché se dovessimo andare a guardare fin dall'inizio ad una procedura che si è aperta nel 2000 con una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano sul Tirrenia, dovremmo dire che il problema non sono i governi ma è lo Stato per la Regione Sardegna, perché pur nell'alternanza di diversi governi lo Stato italiano, anziché andare a dare attuazione al regolamento europeo sul cabotaggio marittimo, che prevedeva la liberalizzazione delle rotte e quindi, come ho letto in questi giorni, prevedeva che si andasse a fare i bandi sulle singole rotte per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico, ebbene lo Stato italiano invece ha scelto sempre, costantemente, al di là della formula politica, di inseguire quella che è stata definita la gara a doppio oggetto, e cioè una procedura assolutamente contestabile, una procedura non richiesta dall'Unione Europea, bisogna uscire anche da questo equivoco. L'Unione Europea non ha mai chiesto di privatizzare Tirrenia, lo Stato italiano ha insistito in tutti questi anni perché l'Unione Europea accettasse una formula che prevedeva da un lato la cessione delle quote del capitale azionario di Tirrenia, unitamente ad un tesoretto che erano gli oneri di servizio pubblico e i contributi di un contratto che portava 72,5 milioni di euro all'anno per 8 anni. Quindi dobbiamo essere chiari, questa situazione è stata voluta costantemente dallo Stato italiano. Ecco perché io mi sento di dire a quest'Aula che la dinamica conflittuale non è oggi tra posizioni differenti all'interno di questo Consiglio, tra maggioranza e minoranza, tra destra e sinistra. Io credo che sia in atto un conflitto tra livelli istituzionali della Repubblica, tra Stato e Regione, e in questi termini debba essere impostata la contrattazione, perché lo è nei trasporti come lo è nell'agricoltura, come lo è nelle entrate. Siamo davanti a uno Stato che in questo tempo ha preferito trattare privatamente con gli imprenditori piuttosto che trattare con una Regione. Questo è il punto. E lo siamo ancora di più, e lo ricordava bene l'onorevole Agus ieri, in una situazione di architettura costituzionale che è passata da una formula verticale ad una formula orizzontale, dove Stato, Regioni, Province e Comuni stanno sullo stesso livello all'interno della Repubblica. La gravità di questo attacco sta nel fatto, e lo dico ancora una volta, che questo Stato abbia scelto la trattativa coi privati, la trattativa con potentati economici, perché di fatto a questo stiamo arrivando, piuttosto che trattare con una Regione che rappresenta interessi di un popolo intero e che per questo noi dobbiamo interpretare, mettendoci alla testa di questo popolo come Consiglio regionale, in tutte le sedi. Io credo che si debba riaprire una questione sarda, non a Roma, perché lì, prendiamone atto, non abbiamo trovato un'interlocuzione seria. A Roma noi abbiamo trovato tutt'al più un'interlocuzione di facciata, un'interlocuzione tra Stato e Regione impostata in termini di buonismo che non serve a niente. E allora io direi che noi dobbiamo portare questa nostra posizione, questa mobilitazione, se la dobbiamo fare, onorevole Diana, a Bruxelles. Perché non dimentichiamoci che il grande strumento che abbiamo è che tutta questa procedura si è messa in piedi perché lo Stato italiano ha sempre garantito a Bruxelles che questo era l'accordo.
tra tutti i soggetti istituzionali. E non dimentichiamoci che è stato firmato anche un accordo di programma tra Stato e Regione, un accordo di programma che prevedeva, assieme al percorso di privatizzazione e di cessione delle società regionali marittime, per esempio il riconoscimento dei debiti di Tirrenia verso le società regionali marittime. Di quell'accordo di programma lo Stato ha fatto carta straccia, perché non ci sono stati riconosciuti neanche gli 11 milioni e mezzo che Saremar rivendica nei confronti di Tirrenia, nonostante siamo stati anche ammessi dal Tribunale all'insinuazione nella procedura fallimentare. E allora, questa procedura di vendita di Tirrenia, del ramo d'azienda meglio, è una procedura di vendita, lo diceva prima l'onorevole Steri, sicuramente viziata da mille cose. Però oggi noi, se andiamo a Bruxelles, abbiamo una carta importante, che è l'antitrust, perché il contratto di cessione è comunque sospensivamente condizionato nei suoi effetti alla positiva valutazione dell'antitrust europeo. E allora questa è una partita che possiamo giocarci a prescindere dalle posizioni dello Stato italiano e dobbiamo andare lì a significare con tutta la forza. Ecco che se dobbiamo fare una mobilitazione, anche simbolicamente, recuperiamo il rapporto di questo Consiglio regionale nella sua interezza con le parti sociali. E io alle parti sociali e ai sindacati voglio fare un appello, perché non è il tempo di dividersi. Avete visto le dichiarazioni dei sindacati nazionali sulla vendita a Tirrenia? Hanno esultato, hanno detto finalmente abbiamo tutelato il lavoro a Napoli. E allora questa dinamica conflittuale non è tra noi e i sindacati, tra la destra e la sinistra, è un problema di rappresentanza degli interessi della Sardegna. E secondo me con loro dobbiamo recuperare un dialogo, dobbiamo andare con loro, prendiamo la nostra, visto che ce l'abbiamo ancora, prendiamo la nostra nave da Porto Torres e andiamo verso Bruxelles, con i sindaci, con i presidenti della provincia, andiamo con tutti, poi vediamo come si risolve il tutto. Anche perché, onorevole Cuccureddu, per quale motivo si era cercato di discutere eventualmente di una partecipazione della Regione all'interno di questa nuova società? Perché davanti ad un dato che era costante, e cioè nell'alternarsi delle formule politiche la volontà di fare la gara a doppio oggetto, l'unica possibilità per incidere direttamente sul cabotaggio marittimo tirrenico era quello di avere diritti amministrativi speciali, non patti parasociali, ma diritti amministrativi speciali statutariamente riconosciuti all'interno di quella società, ma non pagando, come qualcuno ha detto, questo 25% e magari anche le perdite. Noi ritenevamo che fosse lo Stato a dover garantire alla Sardegna, l'abbiamo detto parlando dell'articolo 14,2 per esempio, a dover garantire alla Sardegna questa partecipazione. Non doveva essere una contrattazione tra la Regione e i privati, doveva essere un protocollo d'intesa, un accordo di programma che vedesse coinvolto anche lo Stato in questa trattativa. Ecco perché quando salta questo tentativo di dialogo non esiste più la possibilità di recuperare un rapporto, a mio avviso, con i singoli armatori, perché la Regione non deve andare a pietire da gruppi imprenditoriali privati alcunché. La Regione deve andare a rivendicare diritti che le sono normativamente riconosciuti. E se ci rendiamo conto, come ci siamo resi conto, che questi diritti vengono calpestati, ecco perché ha senso un richiamo ad una contrattazione che è ben più ampia. È una contrattazione che dobbiamo fare, a mio avviso, ancora una volta, lo ripeto, a Bruxelles. La questione delle navi della Saremar. La vicenda Tirrenia era intimamente legata alle navi, perché non dimentichiamole, queste navi sono state un tentativo di difenderci da un attacco. Perché quando davanti al caro tariffe, davanti al fatto che lo Stato non si è preoccupato minimamente che questi biglietti fossero arrivati a costare questo tanto, davanti alla cancellazione del mercato, perché si è creato un cartello armatoriale, non lo dico io, lo dice l'antitrust italiano, cosa poteva fare la Regione se non cercare di ristabilire condizioni di mercato agendo come player sullo stesso? E questo è il risultato vero. Il valore delle navi non è il valore simbolico, il valore affettivo che possiamo avere nei confronti di un'idea che abbiamo per tanto tempo cullato. Era soprattutto l'esigenza di ricreare una condizione di mercato che costringesse anche gli altri armatori a rivedere la loro politica tariffaria.
E ci siamo riusciti perché gli altri hanno dovuto adeguare i prezzi. Grazie Assessore.